È finito in manette, colto in flagranza dai carabinieri mentre rubava nella centralissima chiesa di Sant'Antonio Abate di Rosà. Deve rispondere di furto aggravato Cristian Bordignon, 36enne di Rossano Veneto, pluripregiudicato per reati contro patrimonio e persona, che ieri sera, dopo essere entrato nell'edificio religioso, ha scassinato una teca per le offerte. Non trovandovi dentro nulla, ha pensato bene di portare via alcuni oggetti sacri che si trovavano sull'altare, ma non ha fatto i conti con i militari che lo attendevano all'uscita. E questo è solo l'ultimo episodio che lo vede coinvolto. Giusto la settimana scorsa era stato denunciato 2 volte dagli agenti del commissariato di polizia di Bassano per furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Venerdì 19 luglio era stato notato dai vigilantes mentre nascondeva nello zaino merce prelevata dalle scansie dell'Interspara al Grifone. Bloccato mentre usciva, già allertato il 113, gli avevano trovato nello zaino 30 euro di alimenti e un navigatore satellitare risultato rubato il giorno prima in centro città. Domenica nuovo intervento della polizia ai magazzini Nico di Cassola, dove lo stesso 36enne stava uscendo indossando questa volta 2 paia di jeans di marca che aveva trafugato dopo aver staccato la placca antitaccheggio in 2 distinte occasioni. Sino a ieri sera, quando è stato beccato, dicevamo, dai carabinieri in chiesa Rosà, arresto convalidato, 5 mesi e 10 giorni, nessuna misura irrogata, 160 euro di multa e ammonimento del giudice, pronto a dargli un'altra possibilità se decide di andare al SERD.